Cari telespettatori, rieccoci insieme, ben ritornate qui con noi in studio Gianangelo Bellati, Presidente Longarone Fiere, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Ben arrivato, ci fa molto piacere che sia riuscito ad organizzarsi nonostante i tantissimi impegni anche Renato Mason, segretario della CGA di Mestre. Buongiorno. Famosissima CGA di Mestre perché sforna dei dati molto interessanti con una frequenza incredibile, ne abbiamo alcuni anche di recenti che fanno comunque sempre trasalire, perché sono sempre dati che fanno trasalire noi cittadini, le imprese, i territori, perché ci rendiamo conto di in che sistema viviamo. E a questo proposito cerchiamo anche un po' di tirare una riga, cioè con l'inizio dell'anno di vedere qual è la situazione economica della nostra regione in particolare, quindi un focus su questo territorio, supportati da tutte le analisi che sono state fatte dalla CGA, che si occupa in modo particolare anche delle partite IVA, dei piccoli imprenditori, delle medie aziende del territorio, e dalla grande esperienza a livello generale anche europeo di Gianangelo Bellati come economista. E allora, per inquadrare la fattispecie un po' a livello generale, visto che tra l'altro è presidente di una fiera, che le fiere a volte sono anche il termometro un po' della situazione, come vanno, come non vanno, qual è il trend, che cosa possiamo dire? Beh, possiamo dire che la nostra è una fiera piccola, però è una fiera molto sintomatica di quella che è la situazione. Ha avuto il periodo di crisi che un po' ha riguardato tutto il sistema economico, quella degli anni 2007, 2008, 2009, però si è stabilizzata e devo dire che i dati sono confortanti per il futuro perché abbiamo un leggero trend di crescita. Però quando si parla di leggeri trend, in questo caso di crescita, si sa che è anche facile che si possa invertire, che basta poco per andare a toccare, diciamo, questa situazione di quasi stabilità. E quindi quello che è l'internazionale, quello che è i rapporti con l'estero, diventa un aspetto fondamentale per la nostra economia, perché noi dobbiamo ricordare che la nostra economia è un'economia fortemente competitiva. Abbiamo i nostri conterranei che sono dei grandissimi lavoratori, come anche in Emilia-Romagna, la Lombardia, le 3 regioni motore d'Italia, e quindi c'è una capacità di esportazione incredibile. L'esportazione è direttamente proporzionale con la capacità di essere competitivi, perché vuol dire che tu vendi dei prodotti di qualità a un prezzo più basso rispetto alla media, se no non te li comprerebbero. Ma se poi trovi delle barriere doganali, che siano tariffarie o di altra natura, ovviamente queste possono ostacolare il libero commercio. Per noi il libero commercio è importante perché, per esempio, come fiera, se viene ad esporre il mondo europeo, quello che è legato dall'Unione Europea, non c'è nessun problema di portare merci, persone all'interno della fiera e viceversa noi andare a casa loro. Ma tempo fa volevamo portare ad una delle nostre fiere, mi ricordo, un macchinario, una macchina incredibile fatta in Russia che riesce con delle gomme enormi, gonfiabili, sgonfiabili, a passare su qualsiasi terreno, anche molto complesso, molto difficile, molto irto, e purtroppo non siamo riusciti a portare questi oggetti importanti, interessanti in fiera, perché c'erano talmente tante difficoltà in frontiera che abbiamo rinunciato, ci voleva troppo tempo. Ecco, invece nel mercato europeo, quello che assorbe la maggior parte dei nostri prodotti, possiamo criticare l'Unione Europea perché bisogna migliorarla, però per noi è una delle ragioni per cui riusciamo ad arrivare a un saldo commerciale, che è la differenza fra le esportazioni e le importazioni, che è positivissimo per la nostra regione. Credo che sia arrivato ormai a 17 miliardi di euro, la differenza quindi fra esportazioni e importazioni, e quindi traina tutto il resto della nostra economia. Con questo c'è la nota di appunto sul discorso della Gran Bretagna e della Brexit. Assolutamente, la Gran Bretagna però sta facendo delle scelte. Sì. Io mi ricordo come hanno vissuto loro, perché all'epoca andavo su e giù con la Camera di Commercio italiana a Londra, molto efficiente. Le nostre Camere di Commercio all'estero sono tutte private e le Camere di Commercio di un paese come quello come la Gran Bretagna sono private, quindi sia quelle bilaterali italiane
in questo caso inglese, sia quelle inglesi che ci sono lì sono private e quindi devono dare dei servizi molto efficaci, sono molto vicini al mondo dell'impresa, raccolgono le varie associazioni di categoria in maniera molto armonica e avevano fatto degli studi drammatici sul problema Brexit e auspicavano, se proprio la Brexit si deve fare, facciamo in modo di essere trattati come la Svizzera, come la Norvegia, questa area di paesi, il Liechtenstein, che sarebbero la EFTA, European Free Trade Association, no? Perché non sono Unione Europea, ma godono di moltissimi dei vantaggi del libero movimento di capitali, persone, merci e professioni, soprattutto merci e persone. Certo. La Svizzera anche, noi entriamo in Svizzera, addirittura sono in Schengen. Certo. Cioè abbiamo più difficoltà a entrare in Croazia che nell'Unione Europea che in Svizzera, dove non veniamo fermati, diciamo, alla frontiera, perché è area Schengen, che è un accordo quindi, certo, diciamo, che è stato fatto a geometria variabile. Però questo non si prospetta per l'Inghilterra. Allora, per l'Inghilterra l'attuale situazione è una situazione imbarazzante perché non essendo riusciti a venirne a capo con un accordo veloce per tante ragioni, fra cui l'Irlanda del Nord, con l'Unione Europea, c'è un grosso rischio che abbiano un contraccolpo negativo per la loro economia, ma anche per le nostre economie. Per fortuna, mi pare, come Italia, che noi ne soffriremmo meno, per esempio, di Francia e Germania. La Francia e Germania soffrono di più di una Brexit forte, di una hard Brexit, per fortuna rispetto all'Italia. Poi ci sono alcuni paesi, per esempio il piccolo Lussemburgo, ma anche Francoforte in Germania, che hanno dei vantaggi perché mancando quella libera circolazione di capitali, moltissimi fondi, moltissime istituzioni finanziarie, moltissime banche hanno aperto la sede a Lussemburgo e a Francoforte in particolare perché lì sono nel mercato unico e quindi hanno portato via risorse umane, investimenti dalla City, dall'area di Londra, quella dove c'è la grande finanza. Quindi la globalizzazione è negativa quando non ci sono regole comuni, ma quando ci sono regole comuni da rispettare, come all'interno del mercato comune, può portare dei risultati. Se tu hai un'economia efficiente, uscirne fuori ha dei contraccolpi. Vedremo se saranno bilanciati da accordi preferenziali fatti con l'area Commonwealth, nella quale loro sono già, ma soprattutto con gli Stati Uniti. Lì ci stanno secondo me lavorando intensamente perché sono strategie molto molto interessanti. Esatto. Segretario, alla luce di questo quadro generale, rimettendo la lente di ingrandimento sulla nostra regione, voi cosa avete visto? Sì, premetto che noi facciamo delle analisi, degli studi ogni 3 mesi, riaggiorniamo i dati fondamentali dei parametri che indicano normalmente la ricchezza, lo sviluppo, la crescita di un paese. La nostra attenzione è concentrata sul nord-est, prendendo dentro anche l'Emilia Romagna. Quando si parla di nord-est normalmente si pensa al Veneto, al Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, invece noi mettiamo sempre dentro, lo è anche peraltro anche dal punto di vista elettorale, perché il collegio europeo comprende il nord-est, comprende anche l'Emilia Romagna. Quindi non c'è la Lombardia? Non c'è la Lombardia. Quindi abbiamo il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna. Questo è il nord-est. Questo è il nord-est classico come Noi esaminiamo attentamente i parametri fondamentali. Il primo parametro fondamentale è il PIL, cioè la ricchezza prodotta in questa parte del nostro paese. Premesso che si dice sempre, e lo confermiamo anche noi, che questa è la parte trainante del paese, alle volte un po' è alla pari della Lombardia, qualche volta è addirittura migliore della Lombardia, comunque è la parte trainante dell'intera Italia. Premesso questo, noi però dobbiamo andare a scavare un po' di più e scavando un po' di più si scopre, per esempio, che la ricchezza prodotta, il PIL, rispetto al 2007 che è l'anno pre-crisi, la crisi è arrivata nel 2008, anche se da noi è arrivata un po' dopo, 2011-2012, fine 2011, il PIL al 31 dicembre 2019, quindi pochi giorni fa, è ancora sotto il livello del 2007, siamo ancora al meno 1%.
Parlo del Veneto in modo particolare. Cioè c'è stato un recupero importante? Certo, la crisi è andata a meno 9%, meno 8 punto qualcosa, meno 8,9%, è andato giù 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 e adesso siamo risaliti. Attenti però, sono passati 12 anni, 2007-2019, 12 anni, e siamo al punto di 12 anni fa. Cioè lei dice siamo saliti però non quanto avremmo dovuto o avremmo potuto, certamente nei confronti dei nostri competitori che non sono la Calabria, la Sicilia e la Baviera, regioni, aree del nord Europa, noi siamo stati fermi. Siamo fermi al 2007, sono passati 12 anni, adesso dire inutilmente non è vero, ma 12 anni per tornare al punto di partenza. 12 anni di recupero, solo di recupero, neanche per arrivare al livello. Tenendo presente che l'agricoltura è aumentata del 6% 2019 su 2007, l'industria manifatturiera più 2%, quindi bene sostanzialmente anche i servizi più 2,5%, sempre prendendo 19 su 2007, sì. Il crollo nostro è stato il settore delle costruzioni, il settore edile. Quindi questo continua ancora a pesare a livello abbiamo perso, al 31 dicembre 2019 siamo ancora meno 35% rispetto al 2007. Però lì anche a livello di logica, senza avere i dati alla mano, dico, si è costruito, siamo la regione più cementificata, per cui si è costruito e costruibile nei modi anche non buoni, di qualitativamente molto deprecabili, perché era il boom dell'edilizia, la popolazione in proporzione con disponibilità non è aumentata, sono aumentate con degli stranieri che però non hanno quella grande disponibilità, abbiamo visto le famiglie che si rendono autonome sono molto meno, e quindi ovvio che di costruzioni si parla sempre, non c'è bisogno di averne, di farne, c'è bisogno di buone ristrutturazioni, se ne parla sempre, però di fatto bisogna che la famiglia investa in questo e le famiglie hanno paura di investire, anche quelle che possono, eccetera. Quindi tutto sommato che questo sia un ago importante della bilancia perché muove effettivamente dell'economia. Però anche un po' diventa limitativo in un territorio super edificato come il nostro. Dobbiamo chiarire due cose sul territorio super edificato. Dobbiamo pensare che lo sviluppo del nostro Veneto anni 60, 70, anche 80, è avvenuto in maniera diffusa sul territorio. Il famoso policentrismo era uno dei fenomeni studiati, perché nel policentrismo e nello sviluppo della piccola e media impresa, soprattutto della piccola impresa, micro e piccola impresa vuol dire sostanzialmente fino a 50 dipendenti, tanto per dare un parametro e capirci, noi abbiamo avuto uno sviluppo, una crescita su tutto il territorio ed è stato uno dei punti di forza e ha tenuto bene il nostro territorio, anche in termini di coesione sociale, in termini di ammortizzatori sociali, in termini di qualità della vita del Veneto. Adesso cosa è successo? Sono successe due o tre cose strane ovviamente comprensibili. Primo, la crisi, che nessuno si aspettava, del 2007, 2011, 2010, 2011, crisi fortissima. Una crisi geopolitica, Gianangelo prima ha fatto qualche riferimento alla geopolitica attuale, ma se ci ricordiamo guerre varie eccetera non hanno certamente contribuito allo sviluppo del commercio internazionale, quindi allo sviluppo nostro, che siamo orientati all'export. Questa è la seconda cosa. C'è anche una terza cosa, quindi io ho parlato finora di cause esogene, come si dice, che vengono da fuori, dove noi non è che contiamo molto su queste cose, però ci sono anche delle cause interne su cui dobbiamo riflettere. Per esempio, quando si sono incentivati con le varie Tremonti 1, Tremonti 2, Tremonti 3, Ter, si sono incentivate le costruzioni, gli ampliamenti delle fabbriche, eccetera, con delle agevolazioni fiscali. Se qualcuno ha ampliato la fabbrica per se stesso, oggi le fabbriche funzionano ancora, salvo crisi che ci sono, ma funzionano. Il vero guaio è che anche nel nostro Veneto è entrata la speculazione. Ho detto sulle fabbriche, ma la stessa cosa è stato sugli appartamenti, sulle case. Cioè quando entra la speculazione, evidentemente questa risponde a altre logiche, non sono le logiche della crescita, dello sviluppo armonico, del territorio, del rispetto del territorio. I parametri di riferimento, esatto. I risultati. Hanno altri obiettivi, legittimi, non discuto, ma certamente altri obiettivi. Queste scelte le abbiamo fatte noi a livello nazionale, con le varie interventi di riforma, di cosiddetta riforma del sistema delle costruzioni, per rilanciare le costruzioni. Non è avvenuto, Siamo ancora un terzo sotto, 35%, un terzo sotto al 2007. Riprenderà. Ho motivo di ritenere che la ripresa non ci sarà, certamente non torniamo agli stessi modelli, alle stesse quantità, alla stessa qualità pre-crisi. Certamente c'è la necessità di
intervenire sulle ristrutturazioni delle case esistenti, eccetera. Certamente c'è. Qualche piccolo segnale c'è, adesso cito l'ultimo in ordine di tempo, non perché sia il più importante, anche l'agevolazione fiscale sul rifacimento, sulla sistemazione delle facciate. Sì. È una cosa di facciata, uso quindi questo bisticcio di parole, è una cosa di facciata, però se ci pensiamo bene è un modo di presentare un biglietto da visita al visitatore, al turista, eccetera, un biglietto da visita positivo, certo, decente. Ma infatti in tanti paesi decente. si sono rifatti la facciata e questo è molto importante. E questo è importante. Torniamo a questi temi, sentiamo cosa ne pensa di queste elaborazioni anche il nostro presidente di Longarone Fiere. Prima c'è la pubblicità, pochi secondi, poi torniamo con voi.